Scontro al vertice tra le due squadre prime in classifica, Marghera e Trieste. Marghera ha avuto la meglio 59-57, una partita giocata di squadra con 4 giocatori in doppia cifra nonostante il punteggio basso. Partita risolta questa sera dalla squadra più che dai singoli e di questo forse è l'aspetto più positivo. Una partita comunque complicatissima, difficile, e questo anche grazie al valore dell'avversario che questa sera si è battuto e ha fatto vedere quanto possa essere temibile anche per il finale di campionato. Abbiamo predominato sui rimbalzi difensivi lasciando loro poche seconde possibilità di tiro. Questo sicuramente grazie al buon lavoro di tagliafuori fatto dalla squadra, ma io penso sia anche uno degli aspetti che va analizzato quando agonisticamente una squadra è attivissima e tiene alla partita. Eravamo molto attenti e concentrati su questo fattore difensivo che penso abbia prodotto più di ogni altra cosa questa sera. Francesco Marini, una partita vinta con il cuore a fil di sirena. Beh, sicuramente è stata vinta con il cuore, comunque è una grande soddisfazione, penso, per noi, per il pubblico, per tutti, perché essere primi forse a inizio stagione nessuno l'aveva nemmeno neanche ipotizzato viste le prime uscite. Comunque è una grande soddisfazione, siamo molto contenti, è stata una partita dura ma lo sapevamo che non era una partita dove venivano tutte le cose facili, comunque molto bene, siamo molto contenti. Sebastiano Salaister, cresciuto a Marghera, una partita che è stata vinta dalla squadra ma anche assieme al pubblico. Sì, il pubblico è stato fondamentale, soprattutto verso il fine della partita, perché essendo punto a punto il calore del pubblico di casa ci ha aiutato moltissimo a raggiungere il nostro obiettivo, che era quello di vincere. Ecco. Programmi per il futuro? Programmi per il futuro, lavorare, perché la strada è ancora lunga e ci sono ancora tutti i playoff da giocare. Una vittoria importante, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Ecco. Walter Vattovec, allenatore di Trieste. Marghera ha vinto di 2 punti ma poteva anche finire diversamente, una buona partita complessivamente. Sì, forse non sarà stata una partita di basket super eccelso, però c'è stata combattività dal primo all'ultimo minuto, il risultato sempre in bilico. Complimenti a Marghera che l'ha portata. Noi possiamo recriminare, purtroppo possiamo recriminare anche quello che avete visto voi, no? E soprattutto sullo scarico si può benissimo vedere quando l'arbitro ti si mette sulla diagonale del passaggio per un nostro giocatore completamente libero da tirare da 3 e questo ti si mette davanti, mi dispiace ma non ci siamo.